Questo sarebbe stato il mio posto da tanti anni che siamo qua e adesso hanno messo un altro collega che era da un'altra parte e me hanno spostato da un'altra parte ancora. I posti delle bancarelle sono stati cambiati per mantenere misure e distanze di sicurezza, ma la nuova posizione non è andata giù agli ambulanti che hanno deciso questa mattina di non portare in piazza neppure i furgoni. Insomma, nel primo giorno di apertura del mercato ad Erzo si sono presentati solo alcuni, la maggioranza è arrivata ma solo per far sentire la propria voce. Loro hanno proposto praticamente in tutta velocità una pianta in cui praticamente viene stravolto tutto il mercato, hanno tirato un colpo di spugna sull'esistente e hanno ricollocato a modo loro tutti i banchi e questo ha provocato ovviamente una grossa contestazione da parte della maggioranza dei colleghi. Dal punto in bianco non si può spostare un intero mercato. Questo è una questione di etica, non tanto di lavorare o non lavorare. Il sindaco è subito sceso in piazza per incontrare gli ambulanti e cercare una soluzione, ma comunque precisa. L'assegnazione dei posti la faremo in base alla graduatoria, in base alla dimensione della bancarella. Se qualcuno che è in pole position della graduatoria ma preferisce un posto dove c'è una bancarella più piccola ridurrà la superficie della propria bancarella. Prima, spiega il primo cittadino, avevamo fatto un'assegnazione sulla carta seguendo dei criteri geometrici, quindi per dimensione dei banchi e con una distinzione per aree merceologiche. Piano che però non è andato giù ai diretti interessati. Abbiamo dovuto lavorare giorno e notte. Se avessimo aperto una concertazione non avremmo potuto aprire oggi, quindi io ho ritenuto moralmente giusto dare la possibilità a chi aveva necessità di lavorare oggi di lavorare oggi. Se poi non tutti l'hanno capita o colta, mi spiace. Ora tutto da rivedere e gli ambulanti attendono notizie. Il comune ci invierà via PEC la graduatoria del mercato e dopo ci sarà un giorno che verremo a scegliere i posti in base alla graduatoria che abbiamo.